L'ho comunicato ai miei figli e mi sono sentita rispondere da mia figlia: mamma, ma Topolino è magico, com'è possibile? 233 posti di lavoro a rischio e la fine di un posto magico per tanti bambini. Disney annuncia la chiusura di tutti i suoi 15 negozi in Italia, una decisione inattesa, giunta peraltro alla vigilia della riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Ieri è arrivato un fulmine a ciel sereno, a quanto pare finisce il sogno. Qual è stata la reazione tra voi colleghi? Disperazione, pianto, rabbia, siamo ancora increduli. L'insegna questa che è appesa è la targa che mi è stata data dall'azienda per i miei 10 anni. Io, come penso tutti gli altri, non credevano che poteva accadere una cosa del genere. Questo è il disegno della Bella e la Bestia, della Bella, che mi ha fatto mia figlia perché è il mio personaggio preferito. Molte persone comunque sono dispiaciute, si sono addirittura messe a piangere. Oggi mi ha scritto direttamente questa mattina alle 8:15 una nostra guest che viene con la figlia e mi ha chiesto: non si può fare nulla. Lei è bianca, come il cartone della Disney, l'ultima arrivata nella nostra famiglia, sempre appunto noi siamo sempre in tema. Nella replica che l'azienda affida ad Agorà, Disney conferma la cessazione delle attività dei punti vendita in Italia, una decisione che sorprende anche le sigle sindacali, che chiedono misure a supporto dei lavoratori. Vi aspettavate che l'azienda assumesse questa decisione? Non in questi termini, eravamo preoccupati perché il silenzio di queste ultime settimane, a fronte di richieste di cassa integrazione di tante altre realtà, ci aveva lasciato perplessi, però a questo livello no. Quali sono le prospettive nell'immediato per i 233 lavoratori coinvolti? L'annuncio prevede la chiusura nel mese di settembre. Servono ammortizzatori sociali che purtroppo questa procedura potrebbe mettere in discussione. Sullo sfondo un nuovo modello produttivo, basato esclusivamente sulle vendite online e sulle chiusure dei negozi fisici, a cui però i clienti non sembrano voler rinunciare. Andrete a comprare online d'ora in avanti? L'esperienza del negozio Disney non è la stessa di online e il bambino ogni volta che viene è contento e quando insomma con la merce in esposizione entra nel mondo dei balocchi, quindi che non può essere la stessa cosa su internet assolutamente.